Presidentessa, la cultura è ripartita in Italia, è ripartita in Veneto, è ripartita a Venezia. Quale sarà il contributo di Fondazione Musei Civici di Venezia per questa ripartenza che tutti aspettavamo? Allora, intanto noi abbiamo riaperto i musei il 26 aprile, nell'area marciana il Correre e il Ducale sono aperti 7 giorni su 7, tutti gli altri nostri musei che invito ad andare a vedere su internet, sulla nostra pagina, sono aperti durante il weekend. Quindi Venezia sta ripartendo e quindi aspettiamo con trepidanza che veniate a vedere i nostri musei, e quindi bisogna ripartire, non c'è altro da fare che ripartire e far rimuovere tutta la macchina organizzativa. Dobbiamo metterci in testa che, io lo ribadisco, si nasce e si muore da soli, ma tutte le altre cose le possiamo solo fare se riusciamo a fare rete, cioè bisogna che tutti gli attori coinvolti facciano la loro parte per poter presentare insieme a Venezia un Veneto, un'alta marca, cioè tutto quello che è il territorio che è in grado di rispondere a questa ripartenza. Dottoressa Squarcina, quest'anno, in 1600 anni di Venezia, un compleanno importante. Qual è l'iniziativa più significativa di Fondazione Musei Civici di Venezia per celebrare questo importante avvenimento? L'iniziativa più importante è la mostra che verrà inaugurata il 3 settembre e si svolgerà nell'appartamento del Doge a Palazzo Ducale, Venezia 421-2021, Nascita e Rinascita. Una mostra che è curata dal nostro direttore Gabriella Belli assieme a Andrea Bellieni e al professor Mattino e uno staff internazionale di professori che abbiamo già potuto apprezzare per la loro preparazione e grande anche afflato amore per Venezia nella mostra di Tintoretto. Una mostra che proporrà le tappe storiche di questi 1600 anni, i momenti up e i momenti down, e come Venezia abbia sempre in ogni occasione, dalle peste agli incendi, ha saputo sempre rinascere come una fenice. Dottor Genovese ci parla del progetto Move Academy. Move Academy è il progetto di Fondazione Musei Civici nell'ambito dell'alta formazione e della ricerca. Il primo passo di questa Move Academy sarà le attività legate alla Scuola del Vetro a Batte Zanetti, e all'interno del quale Fondazione Musei Civici offrirà una ampia attività didattica rivolta ai percorsi di alta formazione per gli appassionati, per chi vuole specializzarsi nell'ambito del vetro. Ovvio, questa offerta poi si espanderà in prospettiva su tutte le altre realtà museali in collaborazione con gli atenei sia veneziani che nazionali che internazionali e le realtà produttive collegate alle tematiche sviluppate.